Allora, Presidente Tregnago, abbiamo parlato di diverse iniziative di finanziamenti. Mia, quante cose questa sera. Esatto, tante cose, però l'importante, come anche sottolineava il Presidente Sposato, è portare a conoscenza della gente. Sì, non è perché facile. Adesso, ad esempio, anche prima si parlava fuori onda, una cosa così casuale, diceva la denuncia non è più possibile ritirarla, chi denuncia resta anonimo, insomma tanti piccoli particolari che per gli addetti ai lavori sono pappa quotidiana. Sai che non è così scontato che sia proprio pappa quotidiana. Ecco, persino per voi, immaginate per chi ci ascolta. Sai che sono sempre fuori dalle righe, nel senso che non ho paura di dire le cose come stanno. Allora schiariamo. Noi abbiamo bisogno di formare molto bene gli operatori che seguono le persone vittime di violenza oppure anche vittime di altri abusi. Le artefici di tutto questo lavoro praticamente. Ma perché è a favore di queste persone e a favore delle vittime. Grande ruolo e importanza appunto alla formazione, preparazione, messa a disposizione degli strumenti per riuscire ad agire efficacemente e velocemente proprio a tutela delle persone che hanno bisogno di aiuto. Posso fare una provocazione? Ah sì, sì. Allora, perché le donne che subiscono violenza devono andare loro via di casa e chiedere protezione, quando invece sarebbe anche molto più semplice prendere il maltrattante e spostarlo dal luogo della loro azione? Esatto, questa è una cosa che volevo dire. È come testimone di giustizia, vengono spostati chi denuncia la mafia e i delinquenti rimangono là. Sì. È un messaggio terribile. Esatto, i testimoni di mafia, chi è che ha tirato fuori prima questo discorso? Attenzione, informatevi che vita fanno. Cioè mi hanno detto che è meglio morire. Cioè, io conosco dei testimoni di mafia, l'abbiamo usato come paradosso. Mi hanno raccontato cose terrificanti. Certo, l'abbiamo usato come paradosso però per dare l'idea tante volte di dove si dovrebbe arrivare per garantire l'incolumità delle persone. Ma il povero testimone di mafia. Cioè siamo arrivati veramente al paradosso che chi è vittima di violenza è vittima continuamente, perde ogni la casa, giorno. I vestiti, i beni propri, tutto. Pensiamo ai figli che vengono enucleati dalla loro abitazione, dalla scuola, hanno problemi gravissimi, quando è tanto semplice, permettetemi, prendere questa persona, metterla che so, a domicilio coatto oppure vigilanza controllata, non so, gli strumenti non sono una tecnica quindi non li conosco, si chiede consiglio e aiuto a chi ne sa di più. Però sinceramente sarebbe anche una bella soluzione del problema. C'è una legge per fortuna che è stata fatta, tra l'altro come la legge 5 è stata votata all'unanimità, ci tengo a sottolinearlo perché poi si dà sempre questa immagine della politica che litiga su tutto e non trova mai condivisione su nulla. Ogni tanto succede che in Parlamento, in Consiglio regionale riusciamo a votare all'unanimità sui grandi temi. Tra l'altro temi. Però io non ho dubbi, per esempio, anche che di recente avete votato all'unanimità. Non ho dubbi che quella legge lì è una buona legge, sa perché? Perché l'abbiamo fatta insieme ai centri, sono stati loro i protagonisti. Quando ho presentato la proposta di legge sono andato a discuterla direttamente con chi ha vissuto questa realtà dei centri antiviolenza, a contatto quindi con i casi concreti, materiali, delle cose che effettivamente servivano, è lì che è nata l'idea del finanziamento alle case di fuga, delle case di secondo livello, come fuoriuscita poi da un rapporto con il centro stesso. C'è una legge importantissima che è stata approvata in Parlamento, è la legge sullo stalking. Bisogna farla rispettare. C'è una cosa sulla quale siamo sconfitti tutti in quei dati di cui abbiamo parlato prima. Sono quei 17 casi di donne che avevano denunciato nel 2013 casi di violenza e sono state ammazzate. Cioè avevano avuto il coraggio di denunciare, sono uscite allo scoperto, e nonostante questo sono state uccise. Non è soltanto uccise, sono quelle che sono uscite allo scoperto e sono state pestate ulteriormente. Sì, ma questo è il caso più eclatante, ma è ovviamente poi ci sono centinaia e centinaia di casi di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare e sono state picchiate ulteriormente. Provocazione per provocazione. Allora, la legge sullo stalking consente, finisco, perché era in collegamento a quello che si era detto prima, la legge sullo stalking consente di allontanare fino a 500 metri, 800 metri, 1000 metri dalla casa di residenza della persona che va tutelata il violentatore, il molestatore,
basta anche il molestatore a volte, perché ci sono molestatori che rendono impossibile la vita. Non sempre è sufficiente però. Sulla parte politica. No, però va fatta rispettare quella norma lì. Sulla parte politica però io volevo fare una provocazione in senso positivo, spero, per la parte politica. Allora, noi abbiamo fatto, parto un pochino non da molto lontano, ma relativamente lontano, abbiamo fatto per legge il contratto generazionale, quello che consentiva il passaggio del lavoro da quello più anziano a quello più giovane. Governi recenti. Abbiamo avuto 5 casi, 3 in Emilia Romagna e 2 in Lombardia. Abbiamo fatto il contratto a termine che doveva portare chissà che risultati, i risultati sono fallimentari, o almeno non sta portando nessun tipo di risultato concreto. Non mi esprimo su quello che dovrebbe essere il Job Act, perché, ma quello che voglio dire è, non è che noi andiamo, secondo voi è proprio la norma che deve essere cambiata. Voi dareste, se aveste la possibilità di agire, avere delle risorse, agireste sugli aspetti normativi, sulla bilancia, o sugli aspetti culturali, la sensibilizzazione, fare un lavoro. È chiaro che l'idea, potreste dirmi entrambi, no? Ecco, ma se doveste dare la priorità, perché io temo che fatte le leggi non sempre purtroppo, e lo stiamo sentendo, ci danno i risultati. Sì. Poi che sia importante andare a rivedere, alcune va benissimo qualsiasi cosa, forse non siamo in grado di rispettarli, di farli seguire, non lo so. Però quello che mi chiedo, e che chiedo a voi, la parte politica, no? Io oggi agirei assolutamente, ed è quella la scelta che ha fatto il governo e che io ho condiviso, agirei nella realizzazione di servizi a rete, che sono quelli che stiamo realizzando. Questi salvano le vite delle persone. 700 donne credo abbiate visto nel corso del 2013, perché lo diceva ieri la Presidente del vostro centro, quindi 700 casi visti solo dal centro di Padova. Sono 700 persone che sono entrate dentro un circuito istituzionale. Non so quante ne abbiamo salvate, non potremo mai rispondere a questa domanda, ma sono convinto che ne abbiamo salvate moltissime. Ma quanti potevano non entrare in questo percorso? Questo è quello che io chiedo. Lo chiedo a lei. Allora lì è un discorso culturale, educativo, si inizia quanto può servire una legge, bambini. Quanto invece un fattore più di muovere determinate strutture, secondo lei? Ma io vedo che in Italia c'è sempre la tendenza di risolvere i problemi facendo le leggi, e c'è sempre un proliferare di leggi, alla fine rimangono lì e nessuno poi le applica e nessuno neanche mai le conosce. Io però, visto che sono state lanciate diverse provocazioni, ne vorrei lanciare un'altra. Ma perché non pensiamo all'altra parte del cielo, cioè all'uomo? Perché la donna è vittima di violenze, però queste violenze si generano per il fatto che ci sono degli uomini che hanno una determinata visione culturale dei rapporti tra lui e lei. Ma se noi non andiamo ad agire anche sull'uomo, cioè se non andiamo a sensibilizzare l'uomo e non elaboriamo dei percorsi di sensibilizzazione ad hoc su questo, proprio rivolti al lato maschile della coppia, la vedo difficile che poi alla fine si riesca ad andare a risolvere, come tutti noi spieghiamo, il problema è l'uomo. Dottoressa Lozzi, esatto. Interessante questo, cosa dice? Beh, la legge del 2013 prevede anche il trattamento degli uomini maltrattanti. In altri paesi europei, ma anche negli Stati Uniti o in Australia, è ormai storia, nel senso che lo fanno da più di 20 anni. Noi siamo un pochino indietro e anche lì però c'è una riflessione da fare. Chi fa questo trattamento? Cosa vuol dire fare un trattamento? Lo prendiamo dal punto di vista appunto psicologico, psichiatrico o culturale, sociale? Noi nei centri antiviolenza diciamo che il problema della violenza è uno sbilanciamento di potere all'interno della coppia. Che trattamento si può fare per andare ad agire su questo livello? Non è facile e soprattutto al momento chi potrebbe farlo? In Italia stanno nascendo, ci sono ormai anche da qualche anno delle associazioni di uomini che si sono interrogati, si stanno interrogando su questa problematica e lo stanno facendo anche entrando in contatto, interagendo con i centri antiviolenza. Forse questa è la strada giusta per farlo. Per mantenere in vita tutto questo però non basta il buon senso, la buona volontà di alcune persone, serve appunto
un investimento da parte delle istituzioni, un investimento economico, perché anche la legge 5 prevede professionisti che si attivino, sensibilizzazione, formazione e anche insieme all'università. Certo che con 200.000 euro non si può far tutto, quindi poi serve anche... No, infatti, dottoressa Zanni, chiederei, io avevo anche invitato un docente universitario, avevo cercato anzi, un docente universitario, un criminologo, ho cercato per analizzare i carnefici, perché anche l'atteggiamento della vittima stimola il carnefice, non è che nulla. Quali sono i carnefici? Chi sono questi, tra virgolette, carnefici? Carnefice è già una parola che un po' caratterizza una determinata persona, in realtà tra virgolette, perché poi anche, come diceva il professor Sposato, da ricominciare con lo schiaffetto in testa, esatto, o spintonare bruscamente, scuotere una persona, insomma. Sì, ma infatti noi diciamo che la fotografia dell'uomo violento non è una fotografia ben definita, dai contorni definiti, come non è appunto ben definita la fotografia della vittima, della donna vittima di violenza. Questo perché la violenza è un fenomeno strutturale ad ogni società, ad ogni cultura, ad ogni stato sociale. E infatti l'uomo violento può essere un uomo colto come meno colto, che può avere un diploma, può essere laureato o anche può appunto avere la terza media. Non esiste una... No, ma il fattore infatti socio-economico e di cultura, anzi, lasciamolo perdere. Completamente, abbiamo visto reazioni violente da persone inaspettate, addirittura nelle scuole, di docenti nei confronti degli alunni, in varie situazioni. Ma l'atteggiamento, e anche qual è l'elemento sintomatico che deve indurre la cosiddetta vittima a dire attenzione, guarda che ti stai ponendo da vittima. Come il professor Sposato mi ha colpito prima, aveva detto, io dico alle mie figlie, non so che età hanno, comunque state 16 e 12. Ecco, un'età bella critica. Attenzione, perché se qualcuno è comunque una persona, magari può essere il primo fidanzatino, incomincia a toccarti con il dito, tu stacci lontano, perché questo può essere un sintomo. Sì, esatto. Ecco, questo volevo dire. Quali sono quegli atteggiamenti tipici e prodromici, tanto di uno quanto dell'altro? Certo, l'atteggiamento, quello tipico, è proprio il controllo, quindi quando il compagno, il marito, il partner, il fidanzato tende a controllare eccessivamente la partner, ad esempio anche chiedendo di poter vedere il cellulare o chiedendo sempre dove si trova a un determinato orario della giornata, e poi appunto queste sono diciamo, le fasi, quelle primarie di un qualcosa che poi potrebbe sfociare anche in una violenza più grave. Anche uno schiaffo non deve essere sottovalutato, lo diciamo sempre, uno schiaffo che appunto potrebbe essere da una donna sottovalutato, potrebbe portare a delle conseguenze anche gravi. Noi abbiamo avuto delle donne che a causa di uno schiaffo hanno addirittura perso l'udito, avuto delle lesioni al timpano. Quindi diciamo che ci sono degli atti che possono essere anche verbali, perché mi risulta che dopo lo schiaffo si tende a dare la colpa alla donna, a dire sei stata tu con me perché ti voglio troppo bene, questi sono segnali anche verbali. Esatto, no? Non esiste una giustificazione alla violenza. Noi andiamo spesso nelle scuole superiori, anche alle medie siamo andati, e diciamo sempre non esiste una giustificazione alla violenza, non c'è un atto che può provocare un atto di violenza, perché esiste sempre una mediazione, quindi qualsiasi diciamo, comportamento non può portare a un atto di violenza, che sia verbale o mi ha colpito il Presidente prima, parlava dell'infanzia, bisogna che lavoriamo sulla famiglia, perché poi alla fine lì diamo l'imprinting, no? Il maschio, non lo so. Infatti sulla famiglia c'è qualcosa che si sta facendo? Allora, direttamente no, si cerca di lavorare attraverso le scuole, perché insomma i bambini sono un bel veicolo per entrare all'interno delle famiglie. Certamente la famiglia sta vivendo un momento di crisi, in questo momento storico, e dopo il ruolo della donna sempre più indipendente, diciamocelo, anche dal punto di vista economico, perché insomma tante sono le donne che lavorano. Un percorso di crescita personale, di indipendenza, di autostima, che si è andato proprio anche evidenziando nel corso degli anni, porta ad avere delle famiglie equilibrate
che hanno dei figli che veramente portano all'esterno quello che è l'equilibrio che vivono all'interno della famiglia, e sono dei bambini meravigliosi. Le maestre stesse mi raccontano di bambini problematici che sono lo specchio di una famiglia problematica, di prevaricazione nei confronti dei compagni, di non rispetto nei confronti anche dell'autorità stessa della maestra, perché ricordiamoci che la maestra è un'autorità dentro la scuola, e quindi c'è da riprendere in mano proprio, è un lavoro enorme che ci aspetta. Però dottoressa, quando stamattina lei ha esordito dicendo che c'è stato questo incontro, avete coinvolto anche le scuole in questo incontro o vi siete limitati solo agli operatori? Ci siamo limitati agli operatori perché era come posso dire, un bilancio dell'anno e mezzo di attività della legge. Le scuole sono coinvolte in progetti specifici. Quindi ci sono progetti, quello che volevamo capire. Ci sono assolutamente. Noi stessi come Commissione Pari Opportunità della Regione abbiamo realizzato un'indagine sugli studenti delle scuole superiori della nostra Regione, la violenza alle donne e ai giovani come la pensano. Cosa ne 2 pensano? anni fa. Dei dati incredibili, nel senso che in teoria i concetti sono condivisi universalmente: rispetto reciproco, condivisione, no alla violenza, eccetera. Quando si declina il concetto generale al caso pratico, viene accettato lo schiaffo, viene accettato il controllo, perché è legato all'affettività. Allora, in quegli anni lì, negli anni dell'adolescenza, dove l'affettività proprio matura e viene tarata per gli anni a venire di quella che è la relazione di coppia di quando si sarà adulti, agire con educazione dalla famiglia, dalla scuola, dalla cultura, i media, ogni tipo di media, che sia internet, che sia qualunque social network, è estremamente importante, perché continuare a passare dei messaggi costruttivi, educativi, veicolati in un modo intelligente, perché è inutile, cioè è bellissima la trasmissione di stasera, però è anche impegnativa, ci vuole il passaggio del messaggio in un modo smart, in un modo semplice, in un modo quasi istintivo, in modo che entri nel DNA delle persone anche in modo inconsapevole, perché il rispetto della persona, il rispetto del prossimo deve diventare patrimonio di ognuno di noi. Infatti, io chiedo anche a lei, dottor Federico, a proposito di media, no? Si parla, i social media sono molto violenti, tanto è vero che si è scoperto che delle manifestazioni fortissime di violenza circolano proprio tranquille. Perché c'è il problema dell'anonimato. Infatti dopo andiamo al discorso anche... Questo è altrettanto grave, perché lì ci sono stati casi di suicidi di adolescenti, peraltro ragazzine colpite da messaggi violentissimi che sui social media, dove qui diciamo qualcosa, bisogna stare attenti, perché insomma, possiamo essere oggetto di attenzione, ma nei tanti blog ci sono, nei tanti, insomma, può succedere di tutto, e succede di tutto. Non c'è dubbio che i nostri giovani sono sottoposti ad un sistema di cosiddetti media nuovi, anche il loro modo anche di continuare a comunicare, di acquisire informazioni eccetera, è il sistema che ci si può anche immettere dentro anche dei messaggi in modo anonimo, nel senso che uno può dire di tutto e di più, è il contrario di tutto e non si sa chi è, e quindi influisce sui ragazzini, e ci sono esempi, tanti esempi. Però io, al di là di questo, vorrei sottolineare anche l'informazione, qua non voglio accusare sicuramente la solo televisione, ma anche la carta stampata, cioè quando si dà una notizia, di un maschio che magari o picchia, oppure addirittura uccide la compagna o la moglie, eccetera, si tende sempre ad usare aggettivi un po' giustificativi. Insomma, era una brava persona, era un bravo papà, era un bravo lavoratore, non ho mai dato, o è stato un rapto, cioè, si tende sempre a giustificare, questa è una delle questioni. Si tende, come dicevo prima, sempre a... Ma questo è un po' in tutti i reati, io la sottolineo, perché giovane che rapina, cioè ragazzo giovane di 50 anni che commette... Sì, comportamenti inaspettati. In tutti i reati, quando succede che magari in altri posti hanno fatto violenza su un ragazzo di 20 anni e quelli erano padri e quindi avevano anche dei figli, avevano 25-30 anni, che ha fatto violenza, un ragazzo che ha fatto violenza su un altro ragazzo,
ci vuole un'assunzione di responsabilità anche di chi fa comunicazione, a dire che ci sono delle responsabilità per chi commette questi fatti e per chi si assume questa responsabilità. Ho la sensazione, prima parlavo di indifferenza, c'è anche un problema che si fa sempre più fatica a indignarsi nei confronti di tutta questa situazione. Lei prima si faceva prima la domanda qual era più cosa è meglio fare. Evidentemente prima, quando c'è una situazione di emergenza come questa, arrivare con l'ambulanza e cercare di fare quello che si può, però bisogna, io scommetterei, ecco, se la domanda potessi rispondere, io scommetterei di più sulla cultura, perché non dimentichiamoci, prima il consigliere citava la famosa delitto d'onore, prima si citava. Non dimentichiamo che nel nostro paese è stato abrogato il delitto d'onore 24 anni fa, mica 100 anni fa, 24 anni fa. E se tanto mi dà tanto, la mia generazione l'ha vissuta quella cosa, io sentivo, prima di essere abrogato, a maggio, perché è stato abrogato ad agosto, a maggio c'è stata l'ultima sentenza dove si diceva che questo signore ha fatto bene perché ha tutelato il suo interesse, l'onorabilità e compagnia bella. Allora, esatto. Quindi la questione che io spingerei di più, questione culturale è insegnare che un problema è un problema se è vicino a noi, anche se è molto distante da noi. Poi solo una battuta sulla questione che diceva prima il consigliere per il carnefice o meno. Io ho in mente una telefonata che mi hanno raccontato le dottoresse che sono lì che rispondono al nostro numero verde di Speranza al Lavoro. C'è una signora che chiama e dice: mio marito mi picchia, quasi giornalmente mi picchia. Ma non era ovviamente, non telefonava per lei, telefonava perché si preoccupava del marito la vittima stava aiutando il suo carnefice, eccetera. Allora la dottoressa ha provato insomma, alla fine è arrivata a cercare di far parlare anche lui. Ha chiamato questo lui e diceva: vabbè, io sono disponibile, questo c'è da fare. Noi abbiamo fatto come Speranza al Lavoro una convenzione con i psicologi del Veneto, quindi chi ricorre a un psicologo, ci hanno dato disponibilità a 300 psicologi, ha già una tariffa agevolatissima. Non gli bastava perché pagare quel poco che c'era da pagare era troppo. Quindi da qua è nata quella campagna di donne in sicurezza. Noi abbiamo messo in vendita migliaia di caschetti che li stiamo vendendo, perché faremo in modo che non ci saranno più carnefici che avranno alibi da dire: c'è da pagare 50 euro per una visita, a questo punto Speranza Loro lo farà gratuitamente, che non ci saranno più alibi. E quindi quella donna, che a me è rimasto molto, che lei pur prendendo le botte, lei raccontava che erano quasi quotidianamente le prendeva, anche qua giustificava perché poverino ha perso il lavoro. E cosa si può fare? Perché poverino ha perso il lavoro, perché deve picchiarti. No, assolutamente. Perciò quindi se le cose si possono fare, dobbiamo farle mettendo assieme, costruendo e rafforzando la rete. Devo dare la parola anche al Presidente, siccome devo andare in pubblicità e so che però ci deve lasciare perché degli impegni. Carla Pellegata, una battuta un po'. La battuta è velocissima, il raptus in queste cose non esiste, diventa un alibi molto comodo, come dicevi giustamente tu, per giustificare in qualche modo, però vorrei anche aggiungere che abbiamo oggi un livello delle famiglie che è un ruolo sempre più debole, sempre più in difficoltà, con la tendenza sempre a giustificare tutto e tutti, compreso l'episodio di cui parlavi tu prima, di quel ragazzino. E quindi ecco, sotto questo profilo io continuo a ritenere che sia prioritario, come ricordava prima anche l'imprenditore, che sia prioritario intervenire sulla formazione, sull'educazione, proprio a partire dalla scuola dell'infanzia, perché questi percorsi vanno proprio accompagnati da un grande impegno anche sotto il profilo culturale, e quindi l'educazione alle differenze, l'educazione al rispetto, in maniera tale da quantomeno tentare di mettere tutti nella condizione di poter prevenire prima ancora di intervenire poi ex post, quando si tratta giustamente di correre ai ripari rispetto a situazioni drammatiche.
Assolutamente. Andiamo in pubblicità, ringraziamo Carla Pellegatti, la lasciamo scappare che poi ha altri impegni, la giornata è molto intensa, assolutamente non finisce anche se è già tardi. Pubblicità, poi torniamo insieme, poi do la parola anche a Simonetta Triniago.